Come valutiamo questa stagione piena di alti e bassi, piena anche magari di qualche arrabbiatura da parte sua? Cosa ci dice? È stata una stagione sicuramente positiva perché la salvezza rimaneva il nostro obiettivo principale, poi ovviamente nella mia ambizione personale c'è sempre una forzatura, qualcosa in più, e ho fatto credere a questi ragazzi che si potevano fare i playoff e sono convinto che si potevano veramente fare. Poi, come giustamente ha detto lei, è una stagione di alti e bassi, con 1000 grattacappi e cose che sono andate bene, meno bene, 4 cambi di allenatore sono importanti ma hanno inciso sicuramente nei risultati e nell'andamento, come ha detto lei, di questo campionato. Sicché siamo venuti qua anche a Selaggius con una prestazione abbastanza opacca, però imbottiti di juniores dentro, ho visto le ultime vicissitudini, infortunati e espulsi dell'ultima ora, e sì che teniamo questo risultato. Ovviamente non c'erano più ambizioni, giocare senza ambizioni i risultati cambiano totalmente, a differenza di Selaggius che avremmo sperato che ci potesse arrivare per sperare di avere più squadre possibile in un prossimo futuro e per un prossimo campionato, perché l'orgoglio è vedere tante squadre sarde che possano partecipare a questo campionato nazionale, uno per abbassare i costi che oggi sono diventati veramente insopportabili. Sì che oggi dietro ogni partita ci sono tanti sacrifici che vanno fuori dal pallone, dal rettangolo da gioco. Io mi sono confrontato con i dirigenti prima della partita e so la sofferenza e le difficoltà che soffre il Selaggius come le soffriamo noi in Sardegna senza farle sapere a nessuno. È un dispiacere per tutti, oggi è un dispiacere per il Selaggius che penso quasi matematicamente sia retrocessa. Noi non sono contenti della prestazione dei nostri perché potevamo fare qualcosa più e onorare un campionato come ho sempre voluto fino alla fine. Siamo squadre romane, siamo squadre sarde. Presidente, mi lego a quello che ha detto. E il futuro quale sarà per la Nuoro? Comunque l'incertezza alla fine di una stagione è sempre presente per tutte le squadre sarde. A Nuoro abbiamo visto anche i tifosi in massa venuti qui a Selaggius, insomma si chiedono in cosa si può sperare, cosa succederà. Va avanti il progetto Artedino cominciato in eccellenza. Ma sicuramente i tifosi sono un'arma vincente per la Nuorese, sono ancora quel qualcosa di positivo che ha questa città, che ti fa venire ancora la voglia di lottare, perché sai, vedere il sacrificio di questi ragazzi, muoversi qua, muoversi nelle trasferte a Roma, per la società per me è un piacere, ma però non si vive solo di queste cose, e sì che il futuro della Nuorese, come per tutte le altre squadre sarde, lo vedo molto incerto. Non so se ci sarà un quarto campionato con la presidenza Artedino, la prossima settimana dopo la Viterbese. Ci sarà questa grande decisione. Ho parlato con l'amministrazione comunale, mi sono confrontato in settimana, a oggi non credo che ci siano i presupposti che io possa essere il presidente per la prossima stagione, sì che questo sarebbe una cosa che mi dispiacerebbe tanto, perché sono stati 3 anni a parte passionali, 3 anni che io ho cercato di dare tanto a questa città e a questa società, riportandola dalla promozione alla Serie D, e con questa salvezza io penso che sia il terzo traguardo raggiunto di sicuro, e buttare al vento e alle ortiche tutto per l'ennesima volta è una cosa che sicuramente nella mia testa non mi sta bene, però a oggi le possibilità che io rimanga il presidente della Nuorese sono abbastanza basse. È un problema di appoggio solo economico o anche di altro tipo, insomma, di appoggio istituzionale, organizzativo, oppure una mera questione monetaria, diciamo così? Non si può fare il presidente a vita da soli, ci servono le società sono fatte di uomini, ovviamente parliamo anche di soldi, perché per fare un campionato di Serie D oggi di un certo livello per le prime posizioni le cifre ormai si conoscono, sono cifre importanti, non possono uscire sempre dalla stessa tasca. Io sono del parere che per riempire un bicchiere ci vuole una goccia di tutti e riusciamo a riempire questo bicchiere. Se il bicchiere deve essere riempito con la bottiglia sempre dalla stessa persona non si va avanti da nessuna parte. Sono stati 3 anni importanti, ma 3 anni anche difficili, 3 anni che hanno pesato sulla mia persona a livello professionale, a livello di famiglia e tante altre cose che subentrano a parte i denari. L'impegno, ci vuole un impegno di persone e di uomini dietro. Sì che ci vuole una società fondata, i campionati si vincono perché c'è una grande società prima che una grande squadra. Sì che se la Nuorese per il prossimo campionato avrà dietro una grande società si può fare un grande campionato e ci possiamo iscrivere. Se no la Nuorese in queste condizioni penso che non possa fare neanche il prossimo campionato.